Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili, qui dal Giovanni Aloisio di Misilmeri e benvenuti alla gara che chiude la regular season della Juniores di Serie D regionale tra Athletic Club e Messina. Un saluto qui da Gabriele Rispetta, tutto pronto qui dal Giovanni Aloisio, da questo gioiellino che si trova all'entrata del paese della città di Misilmeri, tutto pronto per la gara appunto che chiude quindi la fase di campionato. Athletic Club che ancora potrebbe dire la sua anche per terminare queste prime 22 giornate in prima posizione, si stacca i 2 punti dal Gela e ovviamente in attesa anche del risultato che si verificherà proprio a Gela nella sfida contro la Nissa che avranno i biancocelesti, potrebbe addirittura sperare di terminare la stagione in prima posizione per poi trovarsi nella forma migliore possibile sia fisica che psichica per quanto riguarda le Final Four. Andiamo con le formazioni quindi dei club che giocano in porta Ferraro, poi Massei, Vitale, Greco e Vitrano dietro, Sorrentino, Mandala, Grammauta come centrocampisti. Per quanto riguarda l'attacco è affidato a Conforto, Debola e soprattutto Cagnoto che con numero 9 sulle spalle proverà a caricarsi su di sé il peso delle aspettative e soprattutto di questa gara che appunto ha un suo importante peso specifico nell'economia della stagione. Per quanto riguarda invece il Messina, oggi in campo con in ordine di numero il portiere Siracusa, poi Auiera, Pagliaro, Gibba, Drammè, Cordima, Conte, Sambù, Gambuzza, Papà e Sar. Tutto pronto per cominciare agli ordini del direttore di gara, il signor Silvio Cavarretta della sezione di Trapani, che adesso proprio va a dire qualcosa ai due guardaline. Ovviamente non c'è la terna, quindi un tesserato per squadra deve svolgere il ruolo di guardaline, quindi però tocca a quello del Messina andare a fare il lavoro vicino al pubblico, lontano dalla sua panchina. Poi ci sarà il cambio al termine del primo tempo. Tutto pronto per cominciare, quindi primo pallone per i rosa. Inizia ora la gara con quindi il primo possesso per l'Athletic Club Palermo, a ricerca quindi di questo primato. È difficile, bisogna obbligatoriamente vincere, sperare che il Gela faccia un passo falso, non riesca a ottenere neanche un punto nella gara interna contro la Nissa che invece dal canto suo si deve guadagnare ancora l'accesso alla fase finale, alla Final Four, e in quarta posizione alle sue spalle c'è il Milazzo che può ancora impensierire la formazione di Caltanissetta, visto che si trova a 2 punti, quindi saranno gli ultimi minuti di una stagione importante, di una stagione comunque che ancora deve nutrirsi della sua parte più succulenta, della sua parte più interessante. Qua nel frattempo il Messina recupera subito il pallone, c'è un fallo qui ai danni del numero 8 Sambù, Mustafa Sambù. Qua il pallone era stato recuperato però prima ancora da Sar. Ora gira palla, formazione in maglia giallo-rossa, oggi gialla la magliettina, rosso il pantaloncino. Sono ovviamente due delle squadre principali del panorama regionale siciliano della massima competizione dilettantistica, ovvero la Serie D. Le 12 formazioni appunto siciliane sono state raggruppate in questo girone valido per la Juniores Under 19 del campionato di Serie D. Adesso che questo pallone che arriva dalle parti dell'attacco rosanero con Devola che torna dietro, cross pitturato al centro dove non può arrivare da quella parte del campo, se non moderato proprio Conforto, perché da posizione dovrebbe essere proprio lui. Sono già passati 2 minuti, ancora ovviamente nessuna azione da notare, era proprio Conforto che stava cercando di arrivare sul pallone del capitano Grammauta. Poi il pallone ripreso nuovamente dall'Athletic, viene stoppato però l'avanzare qui del numero 13 Michele Mandalà. Ancora palla per il Messina dopo che era stato spazzato via questo rilancio da parte di Capitan Grammauta. Allontana la formazione peloritana
non abbastanza, però c'è ancora quindi il club nero-rosa che prova ad agire. Adesso tocca invece agli ospiti con il rilancio per Sarr. Arriva a controllare Sarr, ma è fuori gioco, è alto il braccio del signor Cavarretta. Omar Sarr, uno dei migliori marcatori stagionali per il Messina. È assente Camara oggi, che ne ha siglate 11 di reti personali in questa regular season, 9 invece per Omar Sarr, che al tempo stesso ovviamente oggi potrebbe e vorrebbe sicuramente arrivare in doppia cifra per quello che sarebbe un importante traguardo personale per il giovane attaccante della formazione messinese. Adesso ancora Athletic che prova ad andare avanti con questo rilancio, a cercare proprio Cagnoto. Quindi reti ne ha fatte un po' di più. Qua ancora Sarr beccato in profondità, non c'è fuorigioco, 1 contro 1. Sarr entra in aria, attende rinforzi, passaggio a rimorchio però impreciso, può arrivare il tiro poi qua da parte del numero 8 Sambu, destro impreciso che termina ben oltre la porta difesa da Ferraro. C'è lavoro quindi per i raccattapalle del Giovanni Aloisio di Misilmeri per andare a riprendere questo pallone. Messina, appunto, non abbiamo ancora parlato della situazione di classifica della formazione Under 19 della società giallorossa. Si trova attualmente nona su 12 in questo campionato, non ha tanto da dire alla classifica, giocherà ovviamente per onorare la stagione. Messina, lo ricordiamo, ha vissuto momenti complicati dal punto di vista gestionale e societario nel corso di questa annata, però per fortuna il tutto sembra ormai essere un brutto ricordo passato. Under 19 piena di ragazzi interessanti che proveranno a mettersi in mostra soprattutto per ritagliarsi uno spazio in prima squadra nel prossimo futuro. Qua il rilancio nuovamente da parte del numero 10 Papallo, playmaker di questa squadra, se non che leader tecnico e carismatico. Ancora il rilancio a cercare proprio la corsa di Auiera che voleva scambiare con Sambu, poi gira il pallone Athletic ancora largo a destra, fermato subito Massei, ci aveva provato al tempo stesso il numero 2, uno dei giocatori più in mostra sicuramente di questa squadra, uno dei principali prospetti della formazione nero-rosa, che ovviamente vuole trovare spazio anche in prima squadra. Adesso pallone che torna da Ferraro. 0-0 ancora dopo 6 minuti, poco da dire. Questo match del Giovanni Aloisio fino a questo momento sarà bello fino all'ultimo andare a capire un pochettino tutto quello che andrà a capitare in questo pomeriggio, in questo lunedì di marzo. Ovviamente è il giorno delle juniores, il giorno delle formazioni under 19. Adesso pallone nuovamente per Vitrano che lo gestisce e poi torna a sinistra dove c'è Sorrentino, un po' più basso Sorrentino rispetto a quello che ci aspettavamo, uno dei pilastri di questa squadra anche Benny Sorrentino. Va da Ferraro e poi ancora una volta pallone per il buon Vitrano che gira, e quindi per ora questo è il canovaccio della gara. Qua il rischio 1 contro 1 da parte di Greco, nuovamente manda là, torna dove c'è Vitale che prova il rilancio, a cercare la corsa di Massei che entra in aria. Massei a rimorchio, aveva provato nuovamente Cagnoto, il primo squillo del numero 9. Qua ottima la sovrapposizione di Massei che si è trovato subito in posizione pericolosissima. Cagnoto stavolta non fa valere il suo curriculum da bomber in erba. Qua rilancio a cercare sempre la profondità di Sarr, che è una delle principali armi di questo Messina. Andrea Cagnoto quest'anno 14 gol, 1 in meno di Nunzio Marotta nella classifica inerente ai giocatori della società palermitana. Marotta per ora è in panchina, non è al meglio e probabilmente farà qualche minuto nel secondo tempo.
ottavo di gioco, Sorrentino ancora al limite della linea di metà campo. Poi qua la giocata di Conforto che lascia lì il suo marcatore, arriva a chiarire le cose Cordima. Qua bruciato Giba, la grande giocata di Conforto che prova subito a scaldare i motori. Terminati i primi 8 di gioco. E adesso attendiamo questo calcio d'angolo, pallone che arriva in area piccola, ha toccato un giocatore del Messina, di nuovo al centro dove c'era solissimo Conforto che però spara alto. Qui l'idea, se non vado errato, proprio di Sorrentino a girare nuovamente verso l'area piccola dove c'era Conforto che però non ha avuto il killer instinct necessario per fare male al portiere avversario. Tia Conforto, lui invece ha fatto solamente un gol in questa stagione regolare. Papallo dietro, rilancio poi da parte di Cordima impreciso, ma arriva comunque il Messina, ci ha creduto qui il numero 3 Pagliaro. Sembrava un pallone perso, in realtà ancora giocabile dai peloritani che scambiano lì al limite, ancora con Sambù che si confonde con il pallone tra i piedi. Lo stesso fa la difesa dell'Athletic che però riesce a spazzare. Ancora Papallo dietro dove c'è sempre Giba. Papallo marcatissimo, il numero 10 torna da Cordima. Gib rischia Giba, riprende palla Conforto. C'è questo duello tra i due lì sulla fascia destra per Giba, sinistra per Conforto. Decimo di gioco, fallo commesso qui al numero 4 che ha rischiato anche qualcosa in più. Per fortuna sua si era già riassestata dietro la sua difesa e soprattutto non ha concesso altro se non questo comunque pericoloso calcio di punizione per l'Athletic Club. Tocca a Grammauta. C'è Cordima che prova a dettare le marcature dentro l'area di rigore del Messina. Va il capitano dell'Athletic, pallone che arriva sul secondo palo, stavolta scavalca tutti, prova a renderlo nuovamente giocabile Lucio Leone Greco, lo fa perché calcio d'angolo per i palermitani. Andrà nuovamente Capitan Grammauta a battere questo corner. Si allontana momentaneamente Greco, è comunque piena di giocatori in maglia rosa-nero l'area di rigore del Messina. Signor Cavarretta vuole vederci chiaro su tutto quello che sta succedendo in area di rigore, tante mischie, tanti piccoli mucchietti che ne formano uno bello grande lì, tutti in area piccola. Sarà sicuramente uno schema di mister D'Angelo. Adesso il pallone deve arrivare in area a rimorchio, c'è una finta, era uno schema per favorire il tiro di Mandalà, poi c'è ancora Athletic bloccato, però il tentativo sulla fascia sinistra ancora una volta prova ad andarsene, quindi Sar, sempre il numero 11, Sar contro 2, Sar la giocata col tunnel, prova Sar! Sinistro che finisce di poco al lato, ancora una volta Omar Sar in contropiede, può essere una sentenza stavolta. Le polveri sono bruciate per il numero 11. Aiutalo, digli più stretto. È tagliato. Poi c'è un problema, mi sembra, per Giba. Si è tagliato leggermente ad un dito. Il numero 4 sembra ok, però sanguina un pochettino e quindi deve per forza di cose momentaneamente uscire e sarà fasciato quindi dallo staff medico del Messina. Si può tornare a giocare con il pallone buono per il
numero 1 dell'Athletic Club Palermo, ovvero Mattia Ferraro. Greco. Non è che arriva dalle parti di Cagnoto, che non controlla bene Sambu. Cordima. In mezzo a due, Cordima riesce ad andare a Sambu, ottimo break del numero 6. Ancora Sambu, torna dietro dove c'è il controllo così da parte del suo compagno lì in difesa col numero 5, rischia tantissimo qui Siracusa sul pressing di Devola. Ancora il numero 1, disimpegni complicati qui per il Messina, e allora si torna lì in the box per l'Athletic Club. Ancora Cagnoto fa spalla a spalle, prova a mettere il pallone al centro, rimane lì la sfera, arriva il sinistro piazzato e Athletic Club in vantaggio col tentativo riuscito di Michele Mandalà. 1-0 per l'Athletic, quindi qui al Giovanni Aloisio di Misilmeri si sblocca la gara al 14esimo, ci pensa il numero 13 Mandalà, pallone che è passato, ha avuto tutto il tempo del mondo per prendere la mira e poi è uscito un colpo perfetto, palla in buca. 1-0 quindi per i nero-rosa, che vanno avanti grazie alla rete del loro centrocampista. La prima gioia personale per Mandalà in questo campionato, arriva nel momento decisivo della regular season, l'ultima giornata, in attesa ovviamente di sapere anche eventuali novità dal campo del Gela. Athletic Club in questo momento è avanti, è in vantaggio, ed è quello che deve fare la formazione di Mister D'Angelo. Si mette in panchina Mister Paresi invece per quanto riguarda il Messina. Gol evitabile per quanto riguarda la guida tecnica dei peloritani, cioè dire che comunque Mandalà l'ha proprio piazzata lì nell'angolino, un gol facilmente, diciamo, ostacolabile magari nella fase di tiro, però poi quando scocca quella conclusione è davvero difficilissimo dirgli di no. Adesso Messina continua quello che ha fatto comunque in modo grintoso nella prima parte di gara, ovvero quello di provare a puntare sui suoi forti centrocampisti, a mettere palloni comunque giocabili a terra più che cercare il centro d'area. Lo vedete come i cross arrivano solamente in un secondo momento. Esce Athletic, Giba che è entrato in campo nel frattempo, Papallo cade, poi qua viene colpito nuovamente il numero 4 Bacari Giba, fallo di Cagnoto che alza troppo il piede e colpisce quindi il suo avversario. Calcio di punizione per il Messina, siamo al 16esimo, ancora Giba. Cordima, pallone che rimane al centro del campo con le giocate che prova a tentare qui con te, scambia con Sambu, pallone che torna a Papallo. C'è un'altra volta la corsa di Sambu, fermato in calcio d'angolo. Ottimo intervento difensivo da parte di Antonino Vitale. E adesso c'è questo nuovo corner per il Messina con Papallo che avrà il compito di mettere il pallone al centro. Non mi sembra ci sia lo spazio per qualche schema, anche perché l'uomo più vicino al rimorchio e l'area di rigore è Pagliaro, ma è anche fuori, quasi fuori all'inquadratura. Papallo va al centro! È un gol olimpico per Papallo, 1-1, non precisissimo. Qui Ferraro trova la rete del pareggio, il numero 10 del Messina. Al termine del minuto numero 17 è arrivato l'1-1, ha pareggiato la formazione ospite con il gol olimpico di Papallo. Andiamo raga, andiamo! Gara bella, gara viva. Al 14esimo aveva fatto gol Athletic con la rete
di Mandala. Adesso risponde il Messina con Papallo, che ha sfruttato un'ingenuità in area piccola da parte del portiere avversario, che adesso prova subito a riscattarsi controllando questo pallone e provando a gestire la prima impostazione dei suoi. Vitrano, Greco, c'è Auiera su di lui, pallone già scaricato per Cagnoto che gira a centro Boa, passa la sfera, toccata, poi Pagliaro torna dietro. Conte prova a scappare, Conte viene bloccato e quindi può andare Massei larga a destra, ancora Massei prova a creare il presupposto per un'azione da gol, pallone che termina in calcio d'angolo dopo la deviazione avversaria. Prova a rispondere subito l'Athletic dopo il pareggio del Messina. Puoi fare una giocata esterna, comandala da B, invece che tagliare sempre. Attendiamo la battuta del calcio d'angolo Più dietro, che arriva adesso. Lo stacco da parte di Vitale, era andato in aria con l'intenzione di fare male, è salito poi in aria. Antonino Vitale, già 2 gol per lui in questo campionato, ha provato a centrare il terzo con questo stacco poderoso. Riprende palla adesso l'Athletic, ancora con Greco, larga a sinistra. Greco vuole l'aiuto di Conforto che ha già girato la sfera, adesso la mette giù il 18 che poi la addomestica e la rende disponibile per Sorrentino, che è rimasto dietro in occasione del calcio d'angolo a suo favore. Stenta a salire Benny Sorrentino in questo tipo di situazioni. Greco non benissimo, pallone allontanato, spunta senza particolari problemi Vitrano, palla per Ferraro. Pronto, Iera, Ciba! Com'è Ciba? 1-1 per ora il match qui del Giovanni Aloisio di Misilmeri, 1-1 tra Athletic Club e Messina, quella che è la 22esima ed ultima giornata di stagione regolare del campionato juniores per le squadre siciliane di Serie D. Qua ancora Sambu crea questo pallone per Sarr che in rovesciata poi la rende facile da prendere per Ferraro, però ancora una volta Sambu prova a dare qualche scintilla all'attacco dei suoi. Sempre Sarr a rendersi pericoloso in queste situazioni. Vitrano, ok, buona, va bene, ok, ora ci sei Busta, Sorrentino, vai! Busta! Oh! scambia Gramauta. Athletic che prova con le triangolazioni o con i rombi ad andare avanti, poi il rilancio non trova Massei che sarà nuovamente proposto. Sta correndo davvero come un forsennato il numero 2, qua non controlla Sambu, allora c'è Sorrentino, ancora Athletic, sempre il numero 4 ad andare alle parti di Lucio Leone Greco, che scambia così con Mandalà. C'è Conforto a sinistra, Conforto, la sterzata che a terra, Conforto indica il dischetto il signor Cavarretta, calcio di rigore per l'Athletic Club. Non può credere a quello che ha appena sentito Manuel Auiera, che ha commesso fallo da rigore, l'ha saltato Conforto ed è stato abile poi il 18 a trovare la gamba avversaria. Il contrasto che c'è stato, rigore che in questi casi si affida quasi automaticamente alla squadra che ha subito il fallo. E allora calcio di rigore per l'Athletic Club
sul dischetto arriva Bomber Cagnoto che va e spiazza il portiere avversario. È 2-1 e il 15° gol di Cagnoto, che va ad esultare, ad abbracciare il suo mister. Gioia numero 15, l'abbiamo detto anche poco fa, per il Bomber Athletic Club. Andrà Cagnoto. Andiamo. 2-1 quindi tra Athletic Club e Messina. Torna di nuovo avanti la formazione rosanero. Quale errore da parte del portiere peloritano Siracusa, che poi in spaccata riesce a allontanare il pallone. A terra ancora Cagnoto, che era vicino a farsi colpire, vicino a ottenere un altro calcio di rigore quando siamo al 24°. Stavolta però è sembrato corretto l'intervento di Siracusa, seppur molto borderline. Adesso si deve rimettere la scarpetta. Cagnoto l'aveva persa poco fa con questo scontro con Siracusa, che poi ha inevitabilmente toccato il suo avversario Papallo, che si è reso protagonista con un grande gol. Ha ripreso subito il pallone qui il Messina. Oiera per Sambu, rischia il numero 8, poi il pallone diventa nuovamente giocabile per il tentativo in corsa di Drammè. Controlla Conte, poi ha provato il sinistro al centro il Messina, ancora con il numero 3 Pagliaro. Mette giù l'Athletic, prova a meditare con questo pallone sorrentino, che poi si esibisce in una corsa personale. Ma poi il rilancio così e controllo non complicatissimo, che viene reso però un'epopea da Giba. Ancora Sambu, Sorrentino, apre tutto Sorrentino, pallone stoppato quindi da numero 11 Athletic. C'è sempre Grammauta a destra, gioca nuovamente la formazione nero-rosa, il cross al centro addirittura, a cercare sempre conforto, che questi colpi in seconda battuta sta diventando un fattore. Non riesce poi ad andare al tiro Vincenzo Devola, che sembrava essere l'uomo designato per andare alla conclusione sia prima che in questa ultima occasione. Stavolta è stato murato però la retroguardia avversaria, che prova comunque in qualche modo a mantenere botta. Sorrentino, pallone buono per un'altra volta Cagnoto, che guarda la porta, prende la mira, non va ancora al tiro, fa una sterzata, lo scambio con Devola, che però non gli ridà il pallone. Poi Sorrentino in qualche modo, Athletic che deve tornare dietro. Grammauta controlla dopo il cambio gioco, ancora il capitano va alle parti di Greco, la deviata Auiera. Pagliaro si marca, sei dentro l'aria. Pagliaro, assicella. Adesso pallone per Greco. 27°, si lamenta Grammauta con qualcuno dei suoi compagni. Va Greco al centro, esce il Messina, ancora Grammauta deve mantenere questo pallone buono, lo fa Vitran, torna da Ferraro e quindi ricomincia l'azione offensiva dalle sue fondamenta l'Athletic Club Palermo. Ancora a girare questo pallone a destra,
scodella in avanti Massei a cercare proprio il numero 2 che scavalca il portiere. La sovrapposizione fulminea di Massei è 3-1 per Athletic Club Palermo che trova il tris. È lungo chi è andato? Pagliano dov'era? Corti, ma dov'era? Siete dai coperture, dov'era? Ancora una volta lì a destra crea pericoli importanti il numero 2 che trova la rete del 3-1, raddoppia il suo vantaggio, quindi l'Athletic Club Palermo con Papallo adesso che prova a chiamare a rapporto i suoi, a dare un'impronta a questa squadra. L'aveva fatto con il gol dell'1-1 da calcio d'angolo addirittura. Poi Sarr fermato da Greco, l'ultimo tocco sembrerebbe essere proprio di Omar Sarr e quindi può giocare Lucio Leone Greco. Rilancio che poco fa è stato perfetto da parte di Vitale per Massei. Adesso Greco prova a rifarlo, Cagnoto lotta con il suo centrale di riferimento, pallone che arriva quindi a Devola, lotta anche con Forto, alla fine però riesce a chiudere Giba, Papallo stoppa, deve mettere ordine, lo fa adesso, va a sinistra dove c'è nuovamente Pagliaro che però preferisce tornare da Papallo che rischia qualcosa, ancora Drammè, Sambù, poi rischiando qualcosa prova a allontanare il Messina e adesso palla nuovamente per Gambuzza. Sarr prova a fare un gioco di gambe, Omar Sarr se ne va rispetto a un difensore, non rispetto al secondo, e allora Sorrentino può far partire un potenziale contropiede per Athletic, sempre con la corsa di Conforto che va centrandosi, lo ferma Sambù, Papallo. Auiera, Papallo per Sarr, bloccato un'altra volta, prova a giocare tra le linee adesso Omar Sarr, ma non è facile farsi vedere, ancora lui, lo ferma Vitrano con un tocco aereo, c'è Greco poi che può mettere giù lo scambio impreciso, può giocare nuovamente Sambù, Papallo al limite, prova il destro, Ferraro stavolta si riprende in due tempi, la fa sua. Grande parata ancora da parte del numero 1 dell'Athletic Club Palermo, che ha fatto però solamente interventi facili e necessari. Qua invece si esibisce in un ottimo colpo di Reni e adesso però il pallone torna ad essere del Messina che sta piano piano cominciando a macinare gioco, anche se è difficilissimo, sembra difficilissimo fare male a difesa schierata a questo Athletic. Il gol infatti, ricordiamo, è arrivato da una situazione di calcio d'angolo, addirittura dalla bandierina, un gol olimpico molto bello da vedere da parte di Papallo. Sarr gira il pallone dove c'è un'altra volta Conte. Pagliaro prova a esibirsi in corsa, viene però limitato e bene da Capitan Grammauta. Ancora Pagliaro, passaggio difficile per Cordi, ma può arrivare Papallo che al centro del campo vuole andare subito alle parti di Sambù, rimane a terra un giocatore nero-rosa, poi non si sono intesi qua, Conforto e Cagnoto è ancora a terra, il giocatore dell'Athletic rilancia, quindi Gambuzza può arrivare. Ancora il numero 9 che però è in posizione di fuorigioco, si alza il braccio del signor Cavarretta, fuorigioco di Gambuzza, poco preso in carico. Qui Ruben Gambuzza in generale nel corso di questi primi 32 minuti si è visto di più sicuramente Omar Sarr, che sullo 0-0 ha avuto quell'occasione con la palla che è finita di poco al lato, poi in generale comunque si è fatto vedere di più nella costruzione del gioco del Messina. 3-1 per ora con Athletic che sta avendo il pallino del gioco, riprende però palla Auiera, c'è Sarr, ancora lui, Sarr al limite, può pensare al sinistro che parte deviato, c'è ancora Auiera che ha avuto tutto il tempo del mondo, controlla in maniera
rocambolesca e poi però spara alto. Vicino al 3-2, o per meglio dire, per essere precisi, il 2-3, il Messina. Athletic che adesso con Ferraro proverà a andare lontano. Se l'è vista brutta la formazione di mister Peppe D'Angelo. Quello che sentite invece parlare qui alla mia sinistra è mister Parisi, che sta provando a dare le indicazioni necessarie ai suoi. Questa sarà l'ultima gara dell'Under 19 del Messina in questa stagione del campionato della Juniores di Serie D, perché ormai nona non può arrivare nelle prime 4, non può quindi qualificarsi alla fase successiva. Athletic invece già c'è, potrebbe anche arrivare alla prima posizione. Occhio qua a Cagnoto, che ha provato nuovamente lo scambio con Devola. C'è poi Papallo che manda lontano Gambuzza in posizione regolare. Sarri invece sembrava oltre, ma comunque ora può arrivare su questo pallone, che viene però fermato senza problemi da Ferraro. Sorrentino allontana l'Athletic a cercare Cagnoto, poi qua non si intendono Siracusa e Drammè. Tocca per ultimo il centrale del Messina. Allora calcio d'angolo per l'Athletic. Ha avuto la peggio Devola, che si era andato a incuneare nel discorso mal finito tra il portiere del Messina e il suo numero 5. Calcio d'angolo quindi per la formazione palermitana, ancora con Capitan Grammauta che andrà a battere censurato qui dal palo la cabina del Giovanni Aloisio del comune di Misilmeri. Va adesso in aria, pallone che rimane buono e l'ha riciclato in maniera però errata qui l'Athletic. Non poteva poi prenderla Capitan Grammauta perché si trovava in posizione di fuorigioco. Allora prova a correre Sarr alle spalle dei difensori e ci riesce. Sarr, ancora lui, al limite prova il pallonetto. Ancora Omar Sarr, l'uomo più pericoloso in questo frangente di gara per il Messina. Ancora lui, pallone che esce fuori, però tira un altro sospiro di sollievo mister D'Angelo, ma sono sicuro che non sarà contento di questo atteggiamento difensivo dei suoi, più che altro perché quando riparte Omar Sarr anche a difesa schierata ora è un problema per l'Athletic. Ora sali. Cortima ora. La linea, Cortima. Bravo Cortima, bravo. Pallone per Cagnoto che controlla, prova a farsi largo, poi il destro qui provato da Massei che come sempre lì corre come un treno sulla fascia destra. Prospero impreciso anche perché stava arrivando in corsa il numero 2, era complicatissimo piazzarlo bene al centro, meglio andare di potenza, ma esce sballato il cross sulla fascia destra per il centro dell'area di rigore del Messina. Andiamo davanti. Andiamo la A riprendere palla con te, ma ancora una volta Grammauta spadroneggia lì al centro del campo. Ottima prestazione però del capitano dell'Athletic. Si propone Sorrentino, palla al piede il numero 4, poi c'è il velo di conforto, non l'ha capito Devola, allora il rilancio che favorisce un'altra volta Sarr fermato da Vitrano, pallone per Ferraro. Vitrano cambia gioco, il numero 16 ancora Grammauta in mezzo a 4, non va subito al rilancio, adesso manda là largo a cercare la corsa di Devola,
però non riesce ad arrivare su questo pallone. Si alternano spesso Sorrentino e Mandalà nel ruolo di playmaker di questa squadra. 3-1 per l'Athletic Club Palermo quando siamo al 38esimo di gioco dei 45 previsti per questa prima frazione. Massei. Vieni Gambuzza, vieni. Aspetta Omar, pronto? Occhio le spalle, Sule! Greco. Pagliaro! Stringi! Ancora Ferraro. Sorrentino. Scivola ora, scivola! Vitale. Massei. Potrebbe cambiare tutto Massei, lo fa, ma lo sapeva Ugliera, che poi riesce ad andarsene con una grande giocata. Ancora il numero 2, dove c'è Conte. Sambu al centro per Sarr. Incredibile, qua ha avuto l'occasione forse più grande della sua partita Omar Sarr. Era un rigore in movimento, spara però al lato, alla destra di Ferraro, che già aveva fatto una preghierina per far finire questo pallone fuori. 39esimo che si chiude ora, 3-1 per l'Athletic Club Palermo, ma il Messina nell'ultima parte del primo tempo sta spingendo molto e quindi vuole questo 3-2 che andrebbe a riaprire la gara. Cordima, ottimo controllo, poi Conte con Papallo, Sarr, se ne va, ancora Sarr, allo spazio per il sinistro ma non lo percorre, va dove c'è Gambuzza che non può prendere il pallone perché è in posizione di fuorigioco e comunque probabilmente non ci sarebbe arrivato, preso in controtempo qui Ruben Gambuzza. Viene invitato a tirare qui Omar Sarr, effettivamente aveva lo spazio per il sinistro, c'è stato un momento preciso nel quale sembrava potesse andare cattivo verso la porta di Ferraro. Aspetta Omar, aspetta Musta, aspetta, esce Mustala. Occhio, scappa, Giba scappa! Allontana questo pallone Grammauta a cercare la corsa di Depola che mantiene il pallone in campo. Ottima giocata del numero 11, lo ferma poi Giba, ma l'ultimo tocco è del giocatore padrone di casa e quindi rimessa per gli ospiti, rimessa per il Messina, già battuta. Ugliera ha provato il tacco, finezza però che rimane fine a se stessa perché arriva subito dopo Grammauta, pallone impreciso, può giocare quindi il Messina, ancora con Sambu al centro, Conte fermato che poi subisce un colpo qui Vitrano. Gioca Papallo per Sarr, ancora lui, Sarr! Rete del Messina, ce l'ha fatta Omar Sarr, era rimasta a terra Vitrano, ci sarà qualche veleno, qualche polemica al termine dell'azione, ma qui il gol è tutto di Omar Sarr che ha preso il mirino e ha fatto 3-2. Doppia cifra in campionato per Omar Sarr, la rete numero 10 della sua stagione. Un bel riconoscimento per questo giovane ragazzo, lo vediamo, atteggiamento difensivo. L'Athletic Club gli ha permesso di poter toccare più palloni nell'ultima parte di questa prima frazione e sicuramente ne ha tratto il maggiore dei benefici. Adesso Massei va a destra, colpito Depola, non c'è niente, anche se poi arriva subito dopo la segnalazione del signor Cavarretta. Il fallo sembrerebbe essere avvenuto all'interno dell'area di rigore, ma il fischietto trapanese si ferma proprio al limite. Allora sarà un pericolosissimo calcio di punizione in favore dell'Athletic Club. E un destro e un sinistro. Per questione di centimetri non sarà calcio di rigore e allora potrà andare a battere
all'interno della lunetta della box peloritana il numero 17, Capitan Grammauta. Siamo al 43esimo di gioco dei 45 previsti per questo primo tempo, molto bello, molto scorrevole, tante azioni da rivedere, le difese, non sicuramente gli attacchi che ci hanno provato, hanno fatto davvero vedere di che pasta sono fatti. Va Grammauta con un destro che non si abbassa a dovere, c'era comunque sulla traiettoria Siracusa. 120 secondi più recupero alla fine di questo primo tempo. Va lontano Giba a cercare nuovamente la profondità, cercare nuovamente Sar. Vitrano va da Ferraro, inizia a accendersi la gara. Sorrentino, pallone per Devola, molto più basso adesso il numero 11, viene fermato qui prima ancora che possa creare qualcosa. Mandala ha già battuto l'Athletic. Vitrano, calma, pronto Mustafali, davanti in segno. sta per concludersi questo primo tempo al Giovanni Aloisio del comune di Misilmeri, 3-2 tra Athletic Club e Messina. Una gara bella, una gara viva tra due squadre che si rispettano e che ci stanno offrendo un ottimo calcio. 22esima ed ultima giornata del campionato Juniores di Serie D per quanto riguarda la nostra regione. Athletic che insegue il sogno di terminare in prima posizione anche nel campionato Juniores. La sfida sembra quella di 12 mesi fa contro il Gela, quando ancora entrambe le squadre in eccellenza. Occhio a Devola, pressing davvero asfissiante ora il Messina. Devola ritorna da Ferraro come se avesse un controller. C'è per ora Mister Parisi che sta gestendo i suoi al millimetro, sta organizzando tutto per far sì che possano rispondere nella maniera migliore possibile ai propri comandi. E adesso, quando siamo a 5 secondi ormai dalla fine dei 45 di questo primo tempo, possiamo già tirare un pochettino le somme di questa parte iniziale di gara. Qua ancora una volta Oiera controlla il tempo il signor Cavarretta, anche se ancora non ha segnato il recupero. Schietto in bocca per lui, riprende palla a Papallo, poi Greco evita che il pallone esca. Adesso può giocare ancora Athletic. Dietro, Omar, dietro! Greco dietro per Vitrano. Bravo Omar, bravo. Calma, stai qua Omar. Finisce dopo un minuto di recupero il primo tempo. 3-2 tra Athletic Club e Messina. Era andato in vantaggio il club nero-rosa con la rete del numero 13 Mandala, un preciso e chirurgico tentativo dal limite sul quale non poteva fare nulla Siracusa. Poi è arrivata la rete del pareggio, la calcio d'angolo addirittura di Papallo per il Messina. Athletic che è tornato avanti con il rigore di Cagnoto e che aveva anche aumentato il suo score personale con la sovrapposizione corretta e lo scavetto di Massei. 3-1 che poi sul finale del primo tempo è stato modificato, parziale che adesso è di 3-2 con la rete di Omar Sar proprio al tramonto di questa prima frazione. Andiamo in pausa, ci rivediamo fra poco per la seconda parte della sfida che chiude la regular season della Juniores di Serie D tra Athletic Club Palermo e Messina. Mentre qui intanto c'è un lancio sul quale interviene Lo Piparo. Poi Di Maria! Subito per l'1-0, subito il capitano a mettere il timbro, a mettere la firma.
1 minuto e 11 secondi. Marco Di Maria, 1-0 Mistral. Cassata va da Leto, c'è il blocco di Cascino, la palla è per lui, quasi un backdoor cestistico, miracolo da parte di Ciccio Di Liberto. Punta la Barbera, prova a saltarlo, usa il fisico, la Barbera lo ferma, poi Mendola non riesce a scorrere. Cassata! Pareggio Cus, ruba, spara, segna. Salvo Cassata, da capitano risponde al capitano, 1-1. Cassata, Cascino, punta ancora la Barbera, sterzata, Cascino, Giangrande subito verticale, grande intervento di la Barbera, poi non riesce Leto a servire Cassata, occasionissima Cus. Postare da ultimo, tocca la Torre che recupera il pallone, la Torre vuole attaccare da fermo, appoggia Fuentes e zona tiro! Colpisce l'incrocio dei pali e palla fuori, si presenta così alla partita Fuentes. L'aria fermato regolarmente proprio da Giangrande che prova ad imbolarsi. È un 3 contro 2 suolata di Giangrande. Cassata toccò lì sotto, bravo qui Di Liberto su Scalavino. Blocca Orlando, palla per Dell'Aria che ha spazio, Dell'Aria contro Scalavino, serie di finte, Dell'Aria sul fondo, dentro! E la palla che colpisce in pieno la Torre, ma non va in porta. Va Dell'Aria prima di Giangrande che però resiste, ancora Giangrande prova ad andare, c'è solo in area Grammatica, la palla è per lui, la parata, doppia parata di Liberto a dire di no a Grammatica. In questi primi 10 minuti e 40, ma attenzione a Scalavino, Cascino dopo la suolata, Cascino sterzata, ancora Cascino, palla per Grammatica, zona tiro con deviazione, palla sul palo, pallone che rimane lì Cascino, non riesce a approfittarne. Al piccolo trotto contro Cascino. Sterzata e destro, deviato, c'è Orlando che salta lo Piparo e fa 2-1 il gol di Orlando che poi esulta e riporta avanti i suoi. Attenzione alla ripartenza del Cus con Francavilla che arma Giangrande, cerca il secondo palo 2 volte, questa volta però va in porta e la trova in pieno, 2-2 il gol di Filippo Giangrande per il pareggio. Arriva il blocco del capitano, ancora a cercare di liberare il suo numero 8 che poi va, spalla alla porta da Mendola! Golasso di Mendola che sente il contatto, lo aggira e fa 3-2 subito per il Mistral. Di fiato ne devono prendere le due squadre. Di Liberto lungo sulla traversa, poi Mendola! Non è riuscito a ribadire in porta. Mentre Di Liberto la gioca, non si fa ingolosire, quindi si gioca 4 contro 3, 40 secondi alla fine del primo tempo, la Torre due volte lo Piparo. Murò, palla dentro la Torre, in qualche modo la controlla ancora la Torre, 2 volte lo Piparo, poi va giù nel contatto con Scalavino, tutto regolare. Come regolare il 10, poi Cassata, Scalavino, calcio con la punta, deviazione di Liberto. Non sappiamo come l'ha presa, ma l'ha presa. Qui Dell'Aria, prova ad andare in velocità, Dell'Aria passa dall'altra parte ma intercetta tutto Badalamenti, Dell'Aria però riconquista, Dell'Aria suolata! Dell'Aria con caparbietà, con voglia e senza perdere l'osso, senza perdere di vista l'avversario, firma il 4-2 e il primo doppio vantaggio per il Mistral. Con Mendola che prova ad agganciare, poi Leto attende il rimbalzo e se la riprende, Leto sulle manone di Liberto, palla in angolo. Fuentes con la ruleta su Pace, ancora Fuentes, gran giocata Fuentes, ancora Fuentes, non trova la porta, è arrivato forse stremato al tiro. Ancora 1 contro 1, Murò, il palo, stava per spaccare la porta, salvo Murò. Francavilla, serie di suolate, poi tocco per Pace, ancora Francavilla, a terra di Liberto che riesce in qualche modo a prendere pure questa. Qui la pressione su Fuentes, fallo di Giannusa, tiro libero e Murò contro lo Piparo, 28 secondi alla fine. Fischiano gli arbitri, la rincorsa di Murò, il destro e il 5-2 che chiude i giochi, lo firma Salvo Murò. Sono 5 partite, sono 5 finali per Camarat e Don Carlo Misilmeri. Vietato sbagliare in questo rush finale che può consegnare tanto ad entrambe le squadre. Benvenuti qui al video di Marco di Cammarata per la gara tra Biancazzurri e
in teoria biancorossi, anche se oggi sono con un completo blu scuro. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. A scelta di mister Napoli, ancora qua col pallone al centro per Pierce, la parata di Salvo, la torsione di Nacho Pierce, insiste Osvaldo, pallone messo al centro, Pierce un'altra volta con la testa, un'altra volta vicino all'1-0 Nacho Pierce, occasione biancazzurra, pallone in aria, Guadalupo qua vuoto, c'è Pierce ancora, Pierce bloccato, Guadalupo raccoglie Pisciotta, è tutto buono, Camara davanti, lotta Guadalupo, alla fine il pallone è passato, occhio, buco nella difesa del Camarat, c'è Canitano che mette al centro, chiude Paio, ancora Canitano, a rimorchio di Patta, può andare allo spazio destro, esce Lupo, dalle parti di Pierce, tutto buono, il controllo un po' meno, ma può andare il numero 9 che rimette subito al centro questo pallone che passa! Errore incredibile di Salvo, gol di Pierce! 2 volte Murato, non la terza, se ne va il 7. Poi l'1-2 funziona, Pisciotta in aria, Pisciotta al centro, Pierce! Colpisce male, forse non se l'aspettava più, vicino al 3-0 del Camarat, parte subito di Salvo, a Don Carlo, Guadalupo ancora, pallone che arriva al centro, c'era Pisciotta che sul secondo palo stava per ribadire nuovamente in gol. E adesso il rilancio con le mani che arriva in aria, tutti a vuoto, occhio alla rovesciata tentata, lì, in area piccola, Pane, va direttamente in porta, Di Salvo e poi anche il palo, insiste il Camarat, prova a uscire a Don Carlo, il tiro lontanissimo, va provato nuovamente da Pisciotta con Di Salvo che in 2 tempi deve farla sua. Occhio a Pierce, pallone buono, si gira poi qua, Pisciotta e poi Pierce, lotta, prende posizione Pierce che scavalca poi il suo avversario, che lavoro di Pierce, poi Guadalupo, bloccato dal fango, ancora Camarat, Pierce è in aria, Pierce va con sinistra al centro, si blocca il pallone, incredibile, si è bloccato il pallone nell'area piccola di Romana. Osvaldo mette al centro Di Salvo in calcio d'angolo, Guerrero in aria, c'è anche Guadalupo per il Camarat, pallone al centro, Miana vuoto e c'è la rete, proprio Kevin Guadalupo! Arrivano ora i 3 fischi, il Camarat vince ancora, continua la corsa verso i playoff, verso il sole, Don Carlo battuta con merito dai biancazzurri che continuano a sognare. Ottimo scambio di tacco, numero 7 Niceta, poi pallone che praticamente arriva in porta, grande occasione per Manzella, pallone tra i piedi di Manzella che va per la porta, troppo alto per il tiro, palla tra i piedi di Manzella che scambia con Niceta, ancora Manzella per un soffio, non riesce a sbloccare il match. Aggancia Manzella, che prova a farsi strada e appoggia verso Villardita che poi mette in mezzo. Grande occasione per la TF. Sistori va per il lancio lungo a cercare Manzella che riesce ad agganciare il pallone e a tu per tu con l'estremo difensore della Renzolo Piccolo non riesce a batterlo, però bastante pallone la Renzolo Piccolo nel frattempo. Scatta col suo numero 9 sulla corsia di destra e fa venire un brivido. Corner battuto e poi pallone che finalmente si insacca dentro.
Va in vantaggio la TF. Riesce ad agganciare nuovamente il pallone Villardita, che prova a mettere la palla in mezzo. Poi ancora palla tra i piedi di Villardita, che mette nuovamente il pallone in mezzo. Poi tiro, che manca lo specchio della porta. Palla ancora che prova ad affondare sulla corsia di sinistra. Poi pallone in mezzo, Villardita raddoppia con un gol bellissimo. Raddoppia il vantaggio la TF. Troverà più riprese pronto. Nel frattempo calcio d'angolo per la TF. Corner battuto e poi pallone che si insacca dentro per il 3-0 della TF. Doppietta di Lapadula, grandissima partita per il giocatore. Corner battuto e poi altro pallone che si insacca dentro. Segnare stavolta il numero 3 Pisano. Va per servire Troia. Poi palla che rimane tra i piedi della TF con Mancuso che lotta per farsi spazio. Palla che resta ancora lì, poi tira Troia. E anche il numero 19 Paolo Troia si unisce alla festa gol della TF. ed è 5-0. Lancio lungo. Sì, già lo sai, l'ho detto. A 10 mister? Esce il 4. Però non può andare, a posto, per andare. 10 4. Mister, una cosa. La rotta non c'è perciò. La rotta. Dove per narro, va bene? La fine partita non lo bene. Dopo facciamo, va bene, dai. Tutto pronto per ricominciare qui dal Giovanni Aloisio di Misilmeri con il secondo tempo di Athletic Club contro Messina, gara conclusiva del campionato di Juniores di Serie D. Per questo motivo è davvero sentita per Athletic Club, che in caso di vittoria di passo falso del Gela in casa contro la Nissa sarebbe primo al termine della regular season, in attesa ovviamente della Final Four. Inizia il secondo tempo, palla per il Messina, 2 cambi, uno per parte nel corso dell'intervallo. Andiamo fra poco quindi a raccontarvi quello che è successo, quello che è cambiato in entrambi gli schieramenti. Per quanto riguarda invece il club nero-rosa, che adesso con Cagnoto prova a gestire questo possesso, lo fa anche con Mandalà. Andiamo con la formazione quindi di Athletic, con Ferrari in porta, Greco, Massai Vitale, Vitrano dietro, è uscito Sorrentino, al suo posto è entrato Castelli, poi Mandalà, Grammauta per terminare il centrocampo, davanti Cagnoto, Conforto e Devola. Per quanto riguarda invece il Messina, Siracusa in porta, poi Aguilera, Ghibba, Drammè, Pagliaro, Cordima come difensori. Papallo, Sambù e Conte per ora stanno giocando un pochettino più avanzati a centrocampo. Buzza e Sar sono i riferimenti offensivi, però c'è stato un cambio, è entrato il numero 14 della formazione peloritana nel corso dell'intervallo, ovvero Freni. Nel frattempo c'è un giocatore del Messina a terra. C'è un po' di apprensione per le sue condizioni. Dà l'ok però il signor Cavarretta allo staff medico del Messina, quindi è tutto ok per il giocatore giallorosso per ora a terra. 3-2 il punteggio, abbiamo già detto nel corso dell'apertura di questo secondo tempo. In rete per l'Athletic Club Palermo prima Mandalà, poi Cagnoto su calcio di rigore, e il terzo gol l'ha siglato Massei, ha pareggiato per il Messina Papallo, poi sul finale di primo tempo ha dato speranze ai giallorossi Omar Sar, e questo è un pochettino il tabellino di questo match. Dobbiamo ancora capire chi è entrato, cioè anzi chi è uscito per far posto a Freni nel Messina, lo capiremo a breve. Intanto il pallone gira e c'è Gambuzza che prova a giostrarlo, è arrivato largo
a sinistra proprio Freni, che credo abbia preso il posto di Pagliaro perché era la sua posizione. Adesso occhio al pallone nuovamente per l'Athletic Club con Grammauta, Greco, sinistro tagliato che arriva comunque in aria, Devola prova a coordinarsi, poi rimane lì il pallone, l'ha colpito praticamente di ginocchio il numero 11 dell'Athletic Club Palermo. 48 di 90 da giocare. Pressing molto asfissiante dell'Athletic. Messina riesce a uscire però grazie alla corsa personale di Cordima. Ancora Sar prova a farsi vedere, pallone che gli viene sottratto. Ancora Athletic, ancora con il suo numero 8 appena entrato Castelli, si va a fare fallo dall'altro numero 8 in campo, ovvero Sambu. Athletic che gestisce il possesso, ovviamente per fine effettivo non c'è un vero e proprio vantaggio nel terminare primi, se non appunto avere un miglior sorteggio, una migliore posizione nella Final Four, però è ovviamente anche carino nei confronti di una società che si affaccia solamente quest'anno ai pinnacoli del calcio dilettantistico nazionale, quindi già avere questo risultato anche con la sua juniores sarebbe davvero clamoroso. Athletic, che ricordiamo è anche capolista del girone nel campionato di Serie D, nonostante la sconfitta ieri subita a Caltanissetta contro il Nissa. Oh signore, andiamo! Calcio d'angolo nel frattempo per i nero-rosa. Può arrivare su questo pallone una serie di ragazzi già in aria. Ci sarà Mandalà a battere la bandierina, batte corto perché è arrivato Devola. Lo scambio funziona così così, rimessa con le mani per l'Athletic che rimane in zona d'attacco ma spreca potenzialmente un'occasione più evidente e fondamentale come il calcio d'angolo che Mandalà ha scambiato con Devola senza però colpo ferire. Ancora con il rilancio di Massei in aria, cade a terra Cagnoto, nulla da segnalare però per il signor Cavarretta, direzione molto matura del tecnico del fischietto semmai trapanese. Adesso è ripreso l'Athletic con la giocata di Devola che lascia lì il suo avversario. Devola va sul secondo palo dove spunta Conforto, che nella prima parte del primo tempo è sembrato un fattore su questi cross leggermente lunghi. Lui ci è arrivato praticamente in tutti, poi si è un po' persa questa verve, questo trend, questa tradizione da parte Athletic di andare direttamente a cercare il suo numero 18 sul secondo palo. Centro porta, Cordima! Tutti i giocatori in movimento sono nella metà campo del Messina, la maggior parte di questi all'interno dell'area di rigore. Occhio schema! Pallone che arriva proprio al centro, esce un'altra volta il Messina, evita il calcio d'angolo, poi se non vado errato Freni. E adesso altro pallone al centro con Cagnoto che ha girato in maniera irresistibile verso le parti di Siracusa, che evita anche la rimessa del fondo a favore per andare subito lontano, destro impreciso. Auliera ha provato a mantenere il pallone in campo. Aspetta, falli salire tutti! E poi sarà rimessa con le mani per Lucio Leone Greco, che si palesa ora vicino alla linea laterale e ha già battuto. Buona! Vitale. Massei. Hanno confezionato il gol del 3-1. Ora il rilancio di Massei, deviato da Freni. Sarà calcio d'angolo ancora per l'Athletic, che sta avendo il pallino del gioco in questa fase iniziale di secondo tempo. Anche un po' per far capire al Messina che non ce n'è, oppure per cercare il 4-2 che metterebbe un po' più al sicuro questi ultimi 3 punti di regular season.
Massei, pallone tagliato che viene subito deviato dalla difesa del Messina. Arriva però Devola, Freni su di lui, riesce a strappargli il pallone e commette pure fallo Devola nel tentativo di superarlo. Calcio di punizione per il Messina, quindi con Freni che ridà il pallone al suo compagno di reparto Drammè. E adesso attendiamo il rilancio del Messina. Arriva adesso con questo lungo destro a cercare Gambuzza, poi Sar prova a mettere in difficoltà Leone ma non ci riesce. Ancora pallone buono per l'Athletic Club che lì a sinistra ha provato a girare male però. E allora può andare Sar, sempre Sar, salta il suo avversario, Sar, Murato. Ha lasciato lì di netto Vitrano, poi sto bravo Castelli ad opporsi ad Omar Sar, che si conferma essere l'uomo più pericoloso del Messina. Occhio. La doppia, Viera. Cagnoto Massimo. aveva ripreso il pallone ma al tempo stesso il campo era finito. Tu fai 3/4, Mezzale zitto e Granata, il play rimane Castelli. Una volta che va sul fondo, accorto. Palla dietro, Stoppa forte! Gambuzza, Su! poi Grammauta riprende il pallone, ancora Grammauta a rilanciare, a cercare Devola. Omar. Freni un'altra volta chiude il numero 11. Giro. Ha un cliente sicuramente complicatissimo oggi il neo entrato in casa Peloritana. Qua il rilancio è per Sar che è in fuorigioco e invece non è in offside. Gambuzza, sarà defilato l'11, non il 9, che trova quindi il 3-3. Pallonetto perfetto al primo vero tentativo per Ruben Gambuzza. Mattia! 13 e 18. Pareggia il match il Messina con Gambuzza 3-3 il punteggio adesso. Escono Mandala e Conforto al 56esimo dentro il 10 e il 15. Mattia Martinez e Federico Sito. Andiamo, su! Calma, con calma, continuiamo. Lamin, arriva bene. Calma, scivola dentro. Dentro, Omar. Cambi numero 2-3 per Athletic. Qua sembrava avanti Sar, non Gambuzza, e infatti lui ha scavalcato Ferraro, trovando la rete del 3-3. Presa ancora una volta in controtempo in profondità la difesa nero-rosa. Messina che ne approfitta, prima con Sar, adesso con il buon Gambuzza. Lotta con te, anche Devola si aggiunge però al party. Rilancio proprio per il numero 11 che prova a entrare in aria e ce la fa. Ancora Devola, un altro 1 contro 1, prova il sinistro deviato e rimette a posto le cose Devola. 4-3. Sei rimasto in mezzo, o scappi o attacchi. Due sono le cose. Fase confusa nell'area di rigore del Messina. Devola riesce a cambiare nuovamente il punteggio. 4-3 al 57esimo, è durato praticamente 120 secondi il pareggio del Messina, anche meno. Torna avanti Athletic Club con l'ennesima rete del match, quella di Devola. 7 marcatori diversi nelle 7 reti che abbiamo visto oggi. L'Athletic appunto hanno trovato il gol Mandala che è uscito poc'anzi.
oltre che Cagnoto da calcio di rigore, Massei e ora Devola per il Messina. Papallo il primo gol, e poi Sar e Gambuzzi, due attaccanti, a pareggiare le cose, ma solo per un attimo. Tocca a Massei adesso, largo a destra. Massei mette il cross al centro, è un'ottima idea, perché sul secondo palo si era avventato Grammauta. Di nuovo pallone buono per Athletic con Lucio, Leone, Greco. Lo scambio con Castelli. Greco mette il mancino in area e per poco non trova anche la porta. Può battere Siracusa, che si è ritrovato quel pallone, quello del 4-3 di Devola, praticamente di sopra dopo una serie di deviazioni da parte dei suoi difensori in area. Cordima non preciso e allora rischia Siracusa, incredibile errore del Messina. Qua poi ritorna perfettamente Gibba, palla sanguinosa di Cordima e Siracusa ha provato a fare il possibile e Gibba ha fatto davvero un ottimo lavoro. Qua fallo su Sambu. Cordima, ma che palla è quella lì? Normalissima. La normalità c'è un concetto un po' sbagliato. 59esimo. C'è cambio di portiere per il Messina. Fuori Siracusa, dentro numero 12 Molonia. Sali, Oma, lì. Massimo. Ogliera, Papallo sullo spazio. Fischia Cavaretta, è buono per Ogliera, fermato dalla difesa dell'Athletic che poi spazza e adesso occhio al possibile contropiede con Martinez che mantiene il possesso. Martinez apre dalle parti di Devola, colpito, non c'è nulla da segnalare per il direttore di gara, poi però sbaglia il Messina. Allora ancora le giocate da parte di Martinez, appena entrato Papallo può stoppare il pallone che gli è rimpallato davanti. Adesso calcio di punizione per il Messina, l'ha fermato in maniera tattica Devola. Deve battere qui Drammè. Lontano. Adesso occhio, ancora Gambuzza, lotta con Massei che allontana il pallone e lo mette fuori. Sessantunesimo, pallone che gestisce Freni, va in area di rigore, allontana nuovamente Athletic con Cagnoto che adesso prova a fungere a centro per far salire la squadra, ma viene anticipato. Mantiene qui la rimessa a favore Vitrano e allora sarà la colpa di questo rilancio avventato da parte del Messina. Potrà andare a battere Ferraro. Qua passaggio complicato, Martinez alla fine torna nuovamente dal suo difensore. 62esimo, ricordiamo che Athletic in questo momento è avanti, in questo momento in caso di sconfitta del Gela contro il Nice, o la Nice in realtà, il genere della formazione nissena è ovviamente una questione a sé. Comunque, ovviamente, se il Gela dovesse perdere, allora in questo momento Athletic sarebbe primo nella classifica della Juniores di Serie D, campionato per le formazioni under 19. Athletic che però comunque è già qualificato alla Final Four, così come
il Gela, così come anche la terza classificata che è la San Cataldese. C'è ancora lotta proprio tra Nissa e Milazzo. Questo che si inserì. 63esimo. Tito, l'esterno. A 10 Karim. Sul 7. Gioca. Va lontano Drammeh a cercare nuovamente Sarr. Pallone che si adagia in aria, ma lo allontana nuovamente la difesa nero-rosa. Cagnoto, il tacco per liberare Martinez che arriva su questo pallone. Ancora Martinez a cercare Devola. Devola contro Drammeh. Drammeh stavolta ci mette il piedone. Calcio d'angolo. Centro porta, Cordima, centro porta. E poi la vai a prendere. Pallone che arriva in aria. Arriva lo stacco di testa. E c'è il 5-3. Ancora lui, ancora Cagnoto. Scavalca tutti con questo pallonetto di fronte. Ed è 5-3. Vai, continua, andiamo. Prima marcatura multipla di oggi con la doppietta di Cagnoto. Abbiamo visto nei 7 gol precedenti 7 marcatori differenti. Qua invece arriva la prima doppietta con il numero 9 che supera il suo compagno di squadra nella classifica dedicata ai giocatori di Athletic Club Palermo in termini di cannonieri, di marcatori della formazione Under 19 della società palermitana. Supera in campionato Inzio Marotta, che oggi alla fine è assente, quindi ha visto cadere la sua leadership in questa speciale classifica, perché è arrivata la doppietta di Cagnoto che trova le reti 15 e 16 del suo campionato. 65esimo, Athletic che si rimette in sicurezza, ma il Messina ha visto questa situazione poco fa e ha avuto la qualità, la pazienza e la tempra per rimontare. Quindi, occhio. Cade Omar Sarr, colpito qui da Antonino Vitale. Quindi noi siamo quasi alla metà del secondo tempo. C'è un importante calcio di punizione per il Messina. La distanza c'è, ma la posizione centrale, da lì può sempre originarsi qualche capolavoro. Papallo, che ha già fatto un gol molto bello oggi, da calcio d'angolo addirittura. Era il gol che modificava il parziale col punteggio di 1-1. Situazione ben lontana da quello che stiamo raccontando adesso. Sistema la barriera il signor Cavarretta. Si allontana Papallo. C'è Sambu sul punto di battuta e non solo. Va con l'insinistro qua Cordima. Sinistro impreciso e di poco. Adesso pallone che viene nuovamente girato dall'Athletic Club Palermo. Massei. Grammauta. E prende palla Sambu, che poi però non vuole andare subito. Rischia Giba. Cambia gioco, può arrivare Freni. Freni ancora per Conte. Lo tiene Massei, poi il pallone tocca Martinez, può spuntare Sarr
che poi gira. Sar per Papallo, pallone buono per Gambuzza che è in posizione di fuorigioco. C'è un cambio per l'Athletic Club Palermo, un altro cambio per Mister D'Angelo. Sta per entrare Macchiarella, esce Grammau. 14. Un centrale. Entrano sposta di centro-sinistra. Ragazzi, di un pallone gonfio. Sì. Martinez, mezzala. Se ci allunghiamo, correte di più. Dobbiamo portarli. Macchiarella fa il centrodestra. Si mette a 5 l'Athletic dietro con l'ingresso di Macchiarella. Facciamo volare i quinti, lo show, nella gamba. Con Massei e Greco, che però ovviamente non sono obbligati a rimanere dietro, hanno licenza di offendere. 69esimo in corso, nei 90 previsti, gli ultimi minuti della regular season del campionato juniores di Serie D. Occhio a Freni che riprende palla e può andare lontano a cercare Sar. Esce senza particolari problemi Ferraro, che poi aspetta fino all'ultimo secondo disponibile per prendere questo pallone. Ovviamente si attende la pressione di Omar Sar che arriva adesso. Vieni Gambo, lascia giocare. Oh, Cristian, guarda i due centrali, Cristian. Omar. Le due punte. Occhio stretto ora, dalla parte stretto. Palla per l'Athletic. Ok, Amin, qua pronto. Viene fuori cerca profondità. Ecco, bravo, con Andrea ti deve... I palloni toccati per Macchiarella, che viene invitato a guardare più le due punte. Adesso Martinez apre per Greco, largo a sinistra. Ancora il numero 6 aspetta, prova a far partire il sinistro, doppio rimpallo, indica l'area piccola del signor Cavarretta, perché evidentemente l'ultimo tocco non è di Auiera, bensì di Leone. 70esimo. Papallo allontana, pallone per Sar che controlla in qualche modo ancora Sar, lo fermano ma il Messina continua. Sar è in aria, entra in aria il numero 11, esce perfettamente Ferraro che riprende il pallone e lo dà ai suoi difensori. Le giocate in mezzo al campo tentate qui da Federico Zito, entrato nel corso del secondo tempo. 71esimo in corso adesso. Mandiamo uno dei due attaccanti. Occhio Freni. Rilancio fermato da Freni. Poi Cagnoto che ha ereditato la fascia da capitano che aveva indossato Grammauta, che è uscito poc'anzi. Poi Devola atterrato. Qui Castelli, giallo. Sei in ritardo. Fallo commesso qui da Suleiman Drammeh, che è anche il primo ammonito di oggi. Una gara comunque senza particolari eventi dal punto di vista arbitrale. C'è stato un rigore, sì. C'è stato anche il gol di Sar viziato da un difensore Athletic a terra che lamentava appunto un colpo subito, però per il resto entrambe le squadre si sono comportate in maniera eccezionale, onorando al meglio questo ultimo impegno di campionato. Auiera, anche lui fermato, e allora pallone ripreso da Athletic. Ferraro allontana il numero 1, Greco evita la rimessa solo in un primo momento, perché poi è il numero 15 Federico Zito a mettere il pallone fuori, almeno non prenderlo prima che questo uscisse. Zito, tu c'hai l'8, Zito! Sar
Oiera lotta, Gira, pallone gira. Vai dentro, freni, ora vai dentro. per Ora vai dentro, freni. E giocala. Sambu, Gioca. bloccato. Ancora Messina che ora sta prendendo fiducia. Poi c'è un problema segnato dal direttore di gara che ha parlato con i due numeri 10, Martinez per Athletic e Papallo per il Messina. Qua c'è un altro scontro, palla ancora non giocata, rimane a terra un giocatore peloritano, si rialza ora. C'è stato uno scontro con un giocatore avversario, tocca sempre al Messina girare questo pallone. Largo freni, largo. Sambu. Largo freni, largo. Non deve saltare, Ale! Con te, Andrea, non voglio! Gibba. Cross che arriva al centro, Ferrara anticipato dal suo stesso compagno, che adesso può andare lontano. Esce Athletic con velocità, con qualità, poi però sbaglia il passaggio Martinez. E allora deve tornare da Ferraro, la squadra palermitana. 74esimo in corso dei 90 previsti. Vai contro! Stoppa il pallone qui Debola, che è andato via via accentrandosi dopo l'uscita di Conforto, che ha lasciato solamente Debola e Cagnoto come attaccanti, quindi il numero 11 sta giocando più da sottopunta del Bomber in maglia rosanero. Sali Lamin. Sali. Dai Omar, dietro. Aiuta Gambo. Ora, sta lì Gambo. Gallo. Tutto! Cambia gioco Ziro. Cagnoto stoppa per Martinez, che voleva andare subito da Debola, che stava agendo alle spalle dei difensori messinesi. Poi va lontano. Papallo può arrivarvi. Ancora Sambu, che poi prova le giocate, viene fermato in seconda battuta. 75esimo, manca un quarto d'ora alla fine della partita, più eventuale recupero, anche se il secondo tempo al netto dei cambi è stato molto liquido nei tempi. Qua riprende il pallone, poi Athletic. Cagnoto in contropiede, aspetta rinforzi il numero 9. Cagnoto, va da c'è Martinez. 6-3, contropiede perfetto dell'Athletic Club Palermo, che cala il primo set. A fare la diagonale dall'altra parte. Gli avversari sono partiti qua. Signore, cambio. Il 9. Ha servito pure un assist, ora può uscire Cagnoto, che cede la fascia di capitano a Debola, così come prima aveva fatto Grammauta con lui. A questo posto entra Pietro Lo Piccolo. Quinto gol in campionato per Martinez. Qua c'è l'errore ancora da parte del Messina. 6-3 il punteggio tra Athletic e Messina, appunto. Sta rimpinguando di baldi giovani la tribuna del Giovanni Aloisio, perché ovviamente sono previste altre partite oggi. Chi c'è a zona lì? Ora tocca nuovamente al Messina con Papallo, che al lato opposto ha fatto gol. E poi ha già battuto il Messina in uno schema
prova a uscire la difesa dell'Athletic Club, aveva toccata evidentemente Sambu, e adesso prova a uscire Athletic un'altra volta in contropiede. Lo piccolo va a sinistra, pallone buono per Martinez che scappa alle spalle della difesa avversaria, stavolta esce con i tempi giusti Molonia. Aveva toccata poco fa il numero 8 Mustafa Sambu, e quindi poi Papallo ha avuto l'opportunità al regolamento di andare a correre palla al piede verso l'area di rigore. Un'azione da reel di Instagram sicuramente, più che da domenica usuale. Adesso Massei va lontano. Questo per perdere pure l'azione. Andrà Molonia a battere la rimessa dal fondo. Termina il 78, ne mancano 12 alla fine dei 90 regolamentari. Poi ovviamente sarà a decidere il direttore di gara, il signor Cavarretta, Silvio Cavarretta, il recupero da attribuire a questa seconda frazione che sta scivolando via con l'iniziale pareggio del Messina, e poi con l'Athletic Club che in pompa magna ha trovato altre 3 reti, attestando la sua superiorità in campo e in generale nel corso della stagione che sta per chiudersi, almeno per quanto riguarda la parte della regular season. Papallo va lontano, ancora una volta respinge via la retroguardia rosanero. Non va subito Zito a cercare la profondità, attende rinforzi che però non lo aiutano. In questo caso parliamo di Castelli, che è intervenuto sul pallone. C'è il fallo commesso da Castelli, aveva fatto giocare comunque il signor Cavarretta per la regola del vantaggio. Ha spiegato perché non ha fischiato prima il signor Cavarretta. Era vantaggio per il Messina, ci può stare. Mister Parisi invece voleva subito la punizione, anche per evitare poi eventuali ripicche che stavano per esserci. Occhio, ancora Devola, fermato. Freni anche lui, pallone corto. Torna da Molonia l'oggetto della contesa. Oh yeah, Gipa. A cercare Freni, Massei ci mette a lunga leva, poi un'altra volta Devola fermato, può intervenire Freni, ma c'è Massei un'altra volta onnipotente oggi il numero 2. Allontana a cercare nuovamente uno dei suoi attaccanti, in questo caso Lo Piccolo, che ha commesso fallo. 81esimo. Lucio pronto a salire. Lucio! Auiera. Di nuovo da Molonia il Messina. Va lontano il numero 12. Svetta via Athletic. E poi Devola, impreciso. Con più calma e meno frenesia poteva servire meglio il suo nuovo compagno di reparto, ovvero Lo Piccolo, che è subentrato poco fa al posto di Cagnoto, che ha terminato quindi la regular season con 16 gol all'attivo, con un altro fondamentale assist alla fine della sua partita. Continua invece quella dell'Athletic, che prova ad andare nuovamente in contropiede. Messina ormai spaccato in 2 blocchi, in 2 tronconi, i 5 di difesa, i 5 d'attacco provano qui con
Conte, poi riprende palla Drammeh dopo lo scontro con Castelli. 83esimo in corso dei 90 previsti per questo match che chiude la 22esima giornata e chiude anche la regular season del campionato delle juniores delle squadre siciliane di Serie D. 83, ancora zitto a battere questo rinvio con le mani dalla fascia laterale, c'è vicino anche Leone. Adesso a cercare nuovamente Lo Piccolo che sta facendo ottimi movimenti, non viene però ancora premiato Pietro Lo Piccolo. Ancora Leone, Auiera, devia il pallone, ultimo tocco stavolta di Giba, guadagna metri, piano piano Athletic. Giba battere, poi ancora una volta Leone da allontanare dove non c'è però nessuno. Drammeh va col rilancio a cercare sempre Sar che si è un po' spento, così come l'attacco del Messina nella seconda parte della ripresa. Freni, giocate di freni, ma ovviamente c'è Massei che si mette davanti e riprende possesso e anche un bel calcio di punizione. Fuori nel frattempo Ruben Gambuzza, che aveva trovato il gol numero 4 del suo campionato, che aveva fatto alzare in piedi la panchina del Messina perché il gol del momentaneo 3-3. Poi Athletic, come dicevo, ha spadroneggiato e ha dominato in lungo e in largo la restante parte del match. Al suo posto entra Bruno Curatola. Bene offensivo di Gambuzza, è più un centrocampista, però stava mancando questo negli ultimi minuti al Messina, anche perché la partita ha poco da dirci ancora. Davanti veloce! Buona Curato, buona! Vai Massimo! Allontana Drammeh, prova a correre con te, lo ferma però in maniera perfetta ed eccezionale Macchiarelli. Al netto di quello che è successo tra Gela e Nissa, l'Athletic Club termina il suo campionato nelle prime 4 posizioni e quindi dentro ovviamente la fase successiva del campionato juniores. Messina invece che deve ormai mettere da parte la stagione. Adesso questo rilancio per Devola è buono, Devola è involato verso la porta, Devola! 7-3, doppietta anche per Devola, un fulmine, quello del numero 11. 7-3. Due gol anche per Devola, si sommano ai due di Cagnoto e a quelli di Mandalà. Il numero 2 Massei e di Martinez. Messina che ha trovato 3 reti oggi
con i suoi due attaccanti, Sar e Gambuzza, e prima ancora con il suo capitano, il numero 10 Papà. Sta per terminare ormai la gara e quindi la regular season per entrambe le squadre. Poco prima del gol di Devola stavo proprio dicendo che l'Athletic Club Palermo continuerà la sua stagione con la fase successiva alla regular season, la league phase di questo campionato juniores per quanto riguarda le squadre di Serie D. Messina invece, che terminando nono avrà diritto a partecipare alla prossima fase, quindi chiude la sua stagione in questa partita. Conferma comunque un periodo di forma non straordinario, veniva da 2 sconfitte contro Acireale e San Cataldese, che avevamo fatto il paio dopo 2 ottime vittorie, una contro il Paternò e un'altra sul campo dell'Enna, entrambe con tante reti segnate. È un pochettino il marchio di fabbrica di questa categoria. Ancora Massei, attacco di Massei fine a se stesso. Athletic invece, che veniva da un periodo neanche tanto brillante, in 5 partite solo 2 vittorie, c'è anche la macchia della sconfitta a tavolino contro il Ragusa, c'era quella pesante, la gara persa in casa del Gela, un po' lo scontro diretto di questo campionato. Adesso ancora pallone buono per Sambù, che entra in aria, sempre Mustafa Sambù mantiene il pallone in campo, può giocarlo, c'è Oiera che poi colpisce un avversario, ancora con te, aspetta, va col destro con qualche attimo di ritardo, si lamenta il Messina perché avrebbe voluto il calcio di rigore a favore, ma non c'è nulla da segnalare. Non credo che il signor Cavarretta darà ulteriore recupero, mancano 20 secondi. Athletic quindi torna alla vittoria dopo il pareggio esterno contro l'Enna. 7-3 netto contro il Messina per chiudere nella maniera migliore possibile la fase di campionato. E finisce quindi così, 7-3 per Athletic Club Palermo, che domina dopo lo spavento del pareggio del Messina e trova facilmente 3 punti che chiudono la stagione per quanto riguarda la fase di campionato. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, è tutto. Ricordiamo punteggio e marcatori: Athletic Club 7, Messina 3, doppiette per Cagnoto e per Devola, e poi singole marcature per Mandalà, Massei, Martinez, e sul finale punto c'è anche da segnalare la rete lo stesso Devola. Per quanto riguarda il Messina invece 3 reti differenti, 3 marcatori differenti, più che 3 reti differenti. In gol Papallo e i 2 attaccanti Gambuzza e prima ancora Sar. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui dal Giovanni